In corsia 3 Alessandra Amato, Rarinantes Trieste, in 4 Alice Volpato, Antares, in 5 Martina Collodel, Nottoli Nuoto 74, in 6 Vittoria Urbanetto 2001 Team, in 7 Maria Silvia Trentin Antares. Attenzione, per cortesia, su invito del giudice arbitro chiediamo al cortese pubblico di non scattare flash mentre gli atleti sono sul blocco per evitare false partenze. Grazie. Alice Volpato intanto va al comando dopo i primi 100 metri, 1.06.07 per lei di passaggio. Ricordiamo tempi classifiche sempre da confermare al momento dell'arrivo, devono essere verificati e ufficializzati dai cronometristi e dal giudice arbitro della manifestazione. Si schierano intanto le atlete della seconda batteria: Aurora Andrighetto, Veneto Banca Montebelluna in 1, Nicole Laderchi, G-Sport Nuoto in 2, corsia 3 Giulia Casciaro, Vissauro Pesaro, corsia 4 Eleonora Pagani, Olympic Swim Pro, in 5 Nicole Innocenti, Rarinantes Adria Monfalcone, in 6 Claudia Rigo Gabbiano, in 7 Alessia Berveglieri Team Insubrica, in 8 Elisa Castelletti Team Lombardia. Ancora la Volpato avanti a metà gara, 2.17.19 su Collodel e Trentin.
Eccoci qua con la Collodel che sul finale ha avuto la meglio, 4.39,84 per lei, Alice Volpato 4.42,85, Maria Silvia Trentin 4.45,06. Parte la seconda batteria già presentata dei 400 stile libero femminili.